dei tedeschi in Iran che avevamo incontrato lungo la strada per un causa originaria. Allora eravamo sempre sterrati nelle strade ed eravamo ancora lontani dalla frontiera iraniana. E a un certo punto vedo, ero davanti al mio amico, 2 o 3 metri, e vedo un pezzo di ferro luccicato nel sterrato e gli ho detto: Michel, attento che un pezzo di ferro passi sopra, possiamo scoppiare un copertone. E l'abbiamo invitato. Facciamo forse 1 chilometro di più, trovo questo furgone arancione, tutte le ruote, e c'era quel biondo vicino a quello che ha il sartiere, quella figlioletta bionda e quella che sta il cappello. Allora ho detto a Michel: ti ricordi quel pezzo di ferro che abbiamo visto? Questo è il danno che hanno fatto loro. Ma che largo, che va, che no. Giro la bici, parto, infilo, prendo il ferro, lo infilo nel sacco, ritorno e mi fa: quello hai trovato. Ho preso, mi hanno abbracciato. Erano a 1200 km ancora da Teheran. Libero, quanti chilometri hai fatto? Il ritorno. Approssimativamente, dal momento in cui ti sei fermato al momento in cui sei tornato indietro per recuperare? Quanti? 11 km. Ecco, l'ho fatto in fretta. Però c'erano 50 gradi. Allora io lì camminavo perché dicevo: prima che passi qualcuno che lo raccolga, perché lì un pezzo di ferro può essere per loro una cosa importante. Quindi abbiamo cercato di rimettere il pezzo, però il signore e la signora non ci abbiamo fatto. A un certo punto sentiamo una camionetta dei militari vestiti di verde, si sono fermati e hanno chiesto ai tedeschi se avevano una sigaretta. I tedeschi gliel'hanno offerta e dice: datemi un pacchetto, però lo voleva fumare. E ha detto: gli diamo un pacchetto, però soldi non li vogliamo. A un certo punto siamo messi con i militari, io mi sono messo a sotto, abbiamo fatto la posta e abbiamo rimesso il pezzo. E la macchina doveva ripartire. La gioia di questa gente con una bambina nel deserto a 3 anni, erano a 1000 km più da Teheran, che lui era direttore dalle poste a Teheran. Allora abitualmente mi fa: dove siete diretti? Io ho detto: non sappiamo, forse, non so, India, non so. E allora ho detto: sei passata a Teheran, ci telefonate e veniamo a trovarti, sarete ospiti a casa anche per un mese. Ho detto: inizio, arriviamo dopo questi 1000 km di più, sono arrivato dove c'è ancora il monumento nazionale lì a Teheran e incontro 2 ciclisti locali. Allora avevano visto i nostri bici carichi, siamo appassionati, sono venuti, abbiamo parlato e gli ho detto: mi potete comprare questo numero perché noi non sapevamo fare con quei telefoni. Hanno chiamato, sì, libero, e santa. Un quarto d'ora dopo arriva il furgone, ci mettiamo in bici, portano a casa loro. Letti comodi, piscina, crema whisky, delle torte anche tiramisù, Champagne. caffè, champagne, perché era proprio il giorno del suo compleanno. Siamo rimasti, ci hanno offerto anche una gita di 400 km in bus per poter andare a visitare le più belle moschee a Isfahan, che è illuminata da queste moschee. E in più ci hanno prestato anche uno zaino per poter scalare una montagna a 4.500 metri. Poi siamo rimasti 8-10 giorni lì e mi ha permesso di ricevere lettere dalla Francia, di qualcuno, però una volta partiti dovevamo ricominciare il nostro anno. Quindi, per dire la verità, la signora un mazzo di fiori, un pupazzo e un pallone per la bambina. E siamo partiti proprio. Abbiamo passato 8 letti con dei lenzuola pulite, mi hanno anche aggiustato i pantaloni, il fondo, mi ha anche lavato i panni e quindi era una cosa. E poi sono stato in contatto, sono venuto anche a casa in Francia. Adesso diciamo questo perché è un po' tempo. Ancora non era, non c'era ancora lo scià di Persia, quindi si vedeva la moda occidentale, no? Quindi ecco, lui è riuscito, cioè, ha visto scene di sport, motocross,
piste sciistiche, c'era del whisky, cose che poi dopo un anno, 4 anni, 4 anni sono bandite. Però allora prima di arrivare a Tirano, purtroppo ieri non c'è stato un problema. L'ho scritto un diario, l'ho scritto non so sul libro, è stato un problema un po' delicato. Arrivata alla frontiera, dopo che l'abbiamo passata, eravamo in regola, dovevamo passare da quella dell'Iran. Ci hanno chiesto passaporti, hanno fatto il passaporto e lo dicevano, non potete passare perché non avete targa nella bicicletta e non avete patente di guida. Ho detto, guarda che in Francia l'Italia non esiste, sempre parlando col turco capiva. E mi ha detto, io no, non passi. Quindi il sistema doveva telefonare non so dove per vedere cosa diceva. E 10 minuti, mezz'ora, si sono allontanati, hanno lasciato il passaporto vicino alla cosa, era timbrato. Ho parlato con Michele, era fuori con Michele, sei pronto? Ho detto, andiamo a partire. Darono le 2 passaporti, mettiamo Michele e parliamo. Dovevamo raggiungere il primo paese 22 km. Siamo partiti e non ce ne sono accorti, per fortuna. Ogni macchina che ci sentivamo un rumore dietro, avevamo paura che ci stavano seguendo. Quindi non ci potevamo nascondere perché è deserto. Da un certo punto cominciamo a contare. 22, 19, 21, 19, 20, e i chilometri per ora stavano ancora. Allora lì, a un certo punto, ho fatto una stazione e siamo arrivati dove c'era un po' di rocce, ci siamo nascosti sotto e fortuna non è passato nessuno. E lì abbiamo, era la prima notte che ci siamo pagati un hotel in questo paese che si chiama Macu, per essere sicuri, perché se ci inseguivano mettendo la tenda che ero sopra. E invece ce l'abbiamo, era un rischio perché li sparano. Ascolta, tu hai a casa tua uno piccolo oggetto che ricorda quella fuga? Una piccola pietra vulcanica che ho trovato proprio per punto della terra vulcanica, sopra il cammino. E durante quella fuga a un certo punto lui si è rintanato perché nel libro ha cercato di rendere insomma questo momento di terrore, no? La paura che potesse arrivare da un momento all'altro una sventagliata di mitra, che lo potessero inseguire, quindi a un certo punto si sono rifugiati in una sorta di tappone e da lì hanno estratto questo frammento di roccia vulcanica che ancora oggi è sulla mensola del suo caminetto per la vita. Voglio dire, noi adesso lo stiamo facendo semplice, il passaggio da uno stato all'altro non è che fosse sempre così facile, automatico, cioè il fatto che lui non avesse la targa sulla bicicletta, che a noi sembra una cosa assurda, inconcepibile, in realtà è stata un ostacolo, un motivo di contestazione più volte in diversi paesi, perché evidentemente da altre parti la targa era richiesta, cioè un numero identificativo. E lui lì ci ha messo tutta la sua capacità di arrangiarsi e anche diciamo la sua il suo coraggio. Guarda, qui stiamo salendo a 4.500 metri d'intorno di Tirano. Siccome facevo anche l'alpinismo, ho scalato il Monte Bianco e tutto prima di partire perché partiamo molto poco, era un piacere di rivedere questo piccolo neve, toccarla. E questo era il rifugio dove siamo arrivati a 4.500 metri e poi siamo passato un paio, poi siamo ritornati a dormire a casa di questa parte. Questo è un rifugio, no? È un rifugio. E queste sono le moschee dove ci avevano offerto questo viaggio di 400 km e ci hanno dato pagato l'albergo, abbiamo telefonato, ci hanno riservato la più bella camera che avevano proprio davanti a questa moschea. Per loro noi abbiamo salvato la vita quasi. Allora qui siamo proprio nel deserto, quando si incontra questo vuol dire attento là, non c'era più nulla. E quindi qui ho fatto una delle città più lunghe del mio viaggio, qui ho fatto 172 km. E 172 km in strada sterrata non è poco. Qui siamo sui 45-50 gradi. Qui lasciamo questa famiglia tedesca, riprendiamo la strada e andiamo verso il Mar Caspio, che non era tanto lontano dalla Russia, dei paesi lì. E ho incontrato questi giovani che vendevano il piano turco e abbiamo approfittato. Allora qui pure era un macro, però eravamo già, come si chiama? Qui faceva 53 gradi all'ora.
E la strada è questa, non c'è l'altra, è l'unica strada sterrata. E qui arriviamo in Afghanistan, il primo paese che si chiama Herat, è lo stesso perché era 53 gradi. Allora qui usavano questi mezzi per visitare. E questo Massore, ho detto, Madonna, come sono vestiti. Io non potevo essere a spalle nude, perché l'ho fatto quasi fa, però non mangiare me la potevo, mettevo una magliettina per il pantalone. Allora delle volte ci hanno anche rifiutato per una bocca di pane. E quindi questo signore ha detto, Madonna, vestiti così, questo non muore chiaro. Allora le ho chiesto una foto, mi ha detto sì, però sigarette. E c'è la sigaretta. E mi è toccato darle il suo compagno che aveva in mano. Allora, che avevano queste pecore nere. E quindi è stata una piccola fabbrica di indiavano la lana. E questo è Kabul, il vecchio Kabul dove ha subito sicuramente tante bombardamenti. E questi sono nel 74, quindi immaginate oggi non so. C'è guarda, un piccolo dettaglio, quando io trascrivevo i suoi diari, ogni tanto mi inceppavo su delle pagine che avevo difficoltà a decifrare e lo chiamavo, le chiamate duravano 2 ore, 3 ore per volta. E spesso gli dicevo, guarda, io ho aperto Google Art, quindi sto seguendo il tuo tragitto su Google Art e qui in questo villaggio vedo che c'è una bella strada asfaltata. E lui si pensava a dire, ma quale strada asfaltata? Cioè, quello che lui ha attraversato era un mondo totalmente diverso da quello che si può vedere oggi. Lui ha fatto prevalentemente percorsi su strada bianca, su strada sterrata, sul mulattiere. C'è stato un tratto che lui ha percorso ai bordi del lago Titicaca, che ha percorso, nonostante fosse un ottimo ciclista, alla media di 7-8 km all'ora, perché sostanzialmente stava